Ciao, siamo Accenture. Permettici di presentarci. Potresti avere visto le nostre pubblicità e avere sentito parlare di noi dai tuoi colleghi. Siamo conosciuti come una delle aziende di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing più importanti al mondo, e il 96% delle aziende Fortune Global 100 sono nostri clienti. 99 dei nostri 100 top client hanno scelto Accenture per almeno 5 anni e 91 per 10 anni e oltre. Ma questa è solo una parte della storia. In realtà, di cosa ci occupiamo? Aiutiamo le più importanti aziende pubbliche e amministrazioni a ottimizzare le loro performance, ad aumentare i profitti e la competitività e ad identificare nuovi mercati. Collaboriamo con i clienti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business, proponendo soluzioni innovative che accrescono produttività ed efficienza, riducendo i costi. A volte anche attraverso la gestione di intere aree funzionali. Come ci riusciamo? Eccoti qualche esempio. La società Staples, grazie a noi, ha ottimizzato l'efficienza della sua catena logistica nei suoi 1300 magazzini negli Stati Uniti, con una conseguente riduzione del 15% delle giacenze e una crescita delle vendite per oltre 100 milioni di dollari. Oppure New York. Abbiamo collaborato con la più grande città degli Stati Uniti per attivare l'importante linea telefonica 311 in appena 7 mesi, offrendo oltre 2000 servizi in 170 lingue. Oppure la BGE Home, grossa società di retail. Grazie ad Accenture ha potuto ridefinire la strategia in ambito operations e IT, area a noi affidata ancora oggi. Abbiamo maturato esperienze in ogni settore di mercato. In 116 aeroporti abbiamo realizzato 10 diversi sistemi per la stampa delle impronte digitali, potenziando il livello di sicurezza nazionale. Compagnie di assicurazioni di tutto il mondo utilizzano le nostre soluzioni per gestire 40 milioni di richieste di risarcimento ogni anno. Lavoriamo anche con aziende farmaceutiche e di biotecnologia, produttrici dei 100 più diffusi farmaci al mondo. Come riusciamo a soddisfare le esigenze di organizzazioni così diverse? La ricetta è semplice. Una profonda comprensione dei bisogni dei nostri clienti e 3 ingredienti. Primo, la nostra esperienza, maturata in più di 40 settori di mercato e in tutte le funzioni aziendali. E la conoscenza. Abbiamo condotto studi su oltre 6.000 aziende appartenenti ad ambiti diversi. Secondo, un'ampia e premiata varietà di servizi e soluzioni in tutte le attività che sviluppiamo nel consulting, technology e outsourcing, con una forte attenzione alle aree nuove ed emergenti. Terzo, le nostre persone, in oltre 200 città e in più di 50 paesi, compreso il nostro network globale di delivery, tutte con la stessa passione per quello che fanno. Questi 3 ingredienti ci permettono di aiutare i clienti a immaginare il loro futuro e a realizzarlo. E poi, la passione e l'impegno per le comunità dove viviamo e lavoriamo sono parte integrante della nostra cultura. Lo scorso anno i dipendenti Accenture hanno messo a disposizione di 1000 enti benefici oltre 330.000 ore del loro tempo. I nostri programmi di responsabilità sociale ruotano attorno al concetto di Skills to Succeed, impegno per aiutare le persone a sviluppare le competenze per contribuire attivamente alla crescita dei loro paesi. Questa è Accenture, in poche parole. Speriamo che ti abbia fatto piacere conoscerci meglio. Per saperne di più, visita il nostro sito. Bene, Visti TV, siamo in diretta. Un attimo, scusate. Siamo in diretta con Luciano Farina, post intervista che abbiamo già annunziato da prima. Un attimo che moriamo di questa roba. Sono parole mie. Questa è la donna. Scusate. Tanto faccio la prova audio 1, 2. Va bene. Ciao, io sono Cecilia. Ciao, sono Simone. Mi chiamo Roberta. Giovanni, sono Claudio. Lavoro in Accenture da 4 anni e mezzo circa. Sono Simone. Lavoro in Accenture da circa 4 anni. Sono in Accenture da 16 anni. Mi chiamo Francesca e sono in Accenture da poco meno di un anno. Mi occupo... Forse è partito un altro video, Bustiano. Sì, abbiamo eliminato l'interferenza. Dunque siamo in diretta con Luciano Farina, per un'intervista che abbiamo programmato già da tempo, come
li achimus a solita dimanna, che sono dopo chi salutiamo Saida, chi è ascoltando, le achimus a solita dimanna, come tipo nanne, suppa in un bescomo, in un bestravaglianne, come si bazzapata, come best arrivato, insomma, noi achimus contare un pacco de cose che Saida non iscritti de questo trovano che abbiamo in forasa e BTTV se spiegare questo incarico appunto de a che rischira tutto canto. Ciao Lucia, te parimus in questa zona, come non betta zappas. Ciao Bustiano e ciao a tutti. Sono a Milano, lavorativamente a Milano, in questo momento sono in Liguria e sono arrivato a Milano un po' di anni fa dopo aver studiato a Torino. Manco da Bitti da una ventina d'anni, ho 40 anni, quindi mi sono diplomato alla fine degli anni 90 e poi ho fatto l'università, ho fatto ingegneria gestionale a Torino. Una scelta su Torino venuta dalla voglia di fare un'università prestigiosa. Ho sempre avuto il pallino dell'ingegneria. In quegli anni, diciamo, ingegneria gestionale andava a prendere, insomma, diffusione e cresceva sempre di più la consapevolezza che l'ingegneria gestionale avrebbe avuto un ruolo sempre più rilevante nelle aziende, quindi ho fatto quella scelta e assolutamente non me ne sono pentito. Sono laureato nel 2005 e fortunatamente ho trovato subito lavoro in Accenture. Accenture è una società di consulenza aziendale, in particolare è la società di consulenza più grande al mondo. Una società americana, esiste dagli anni 50, diciamo, in Italia da fine anni 70, primi anni 80, e ha avuto una crescita incredibile anno dopo anno. In questo momento l'ho controllato poco fa, ha 501.000 dipendenti nel mondo e circa 17.000 in Italia, quindi pensate, insomma, parliamo di una realtà veramente estremamente grossa. Quindi ho iniziato lì presso l'ufficio di Torino. Accenture in Italia ha degli uffici a Torino, Milano, Roma, Napoli, poi ne sono stati aperti degli altri, ce n'è uno anche in Sardegna, Cagliari. E diciamo che da allora, da marzo 2005, non mi sono più fermato, nel senso che sono stato catapultato nel mondo della consulenza aziendale, che per chi non lo conoscesse è un mondo in cui, diciamo, non esistono orari, non esiste guardare l'orologio per finire di lavorare, tendenzialmente si lavora per obiettivi, si lavora per progetti e si finisce quando è finito il lavoro e non quando passa l'ora. Mi sembra ieri di aver iniziato, cioè ho veramente la percezione che questi circa 15 anni, anzi più di 15 anni, siano passati in modo estremamente veloce, anche se quando mi guardo indietro mi rendo conto che ho fatto in questi anni tantissime cose. Come dicevo, l'azienda si occupa di consulenza aziendale, quindi noi non vendiamo un prodotto, noi non produciamo nulla, forniamo dei servizi alle aziende sotto forma principalmente di consulenza, quindi insegniamo, spieghiamo, modellizziamo, disegniamo delle soluzioni o dei servizi e le realizziamo da un punto di vista di soluzioni informatiche. Okay? Quindi un'azienda, la nostra, che ha all'interno del proprio DNA l'innovazione tecnologica, quindi l'utilizzo della tecnologia per aiutare le aziende a migliorarsi, e al contempo abbiamo una fortissima conoscenza sia delle industrie, ovvero dell'ambito nella quale ciascuna delle aziende, i nostri clienti, lavora, e
dei processi aziendali, ovvero delle varie aree delle cui ogni azienda ciascuna azienda si occupa. Vi faccio un esempio: noi lavoriamo con tendenzialmente tutte le più grandi aziende al mondo. Quando dico tutte intendo dire il 99% delle aziende giganti che voi potete immaginarvi in qualsiasi settore industriale, quindi pensate a produttori di auto, produttori alimentari, il fashion, quindi l'abbigliamento, industrie di trasporto, banche, assicurazioni, compagnie petrolifere, qualsiasi azienda gigante che voi guardate, il cellulare che voi avete in mano, qualsiasi roba che voi avete nelle vostre case, utilizzate tutti i giorni, in qualche modo è il nostro cliente. Quindi abbiamo, diciamo, ovviamente non tutte io, ma abbiamo la possibilità di supportare queste aziende fornendo delle persone che hanno delle competenze su quello specifico settore e in aggiunta avendo delle competenze su aree tematiche specifiche all'interno dell'azienda. Possono essere non so, il marketing, le vendite, gli acquisti, la produzione, la finanza, eccetera. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di aiutare le aziende tramite dei progetti, quindi delle iniziative che durano dalla qualche settimana agli anni a migliorare il modo col quale o vanno sul mercato, quindi col quale diciamo, disegnano, propongono i loro prodotti o servizi sul mercato, piuttosto il modo col quale gestiscono quello che si chiama il loro back office, cioè le loro attività che il cliente finale non vede, ma sono funzionali al funzionamento stesso dell'azienda, no? Quindi la gestione dei magazzini, la gestione dei trasporti, l'amministrazione, eccetera. Quello che noi facciamo è, interpellati su una specifica di queste aree, andiamo a proporre delle soluzioni che possono portare al miglioramento dell'efficienza, riduzione dei costi, miglioramento dei livelli di servizio che offrono ai propri clienti, eccetera. Io diciamo che in modo un po' casuale, no? Nel momento in cui si viene assunti, si viene assegnati a dei progetti. Dal neolaureato tendenzialmente uno è convinto di avere chissà quale bagaglio di competenze, poi nel primo giorno di lavoro tendenzialmente prende un po' di schiaffi perché si rende conto che la competenza universitaria tendenzialmente in un lavoro consulenziale è abbastanza, non dico inutile, ma difficilmente spendibile dal giorno 1. Quindi si viene assegnati a un progetto presso un'azienda in modo casuale e poi da là, diciamo, in funzione delle attitudini che una persona dimostra, viene via via rassegnato ad altri progetti, andando poi a specializzarsi in un determinato campo. Io il primo progetto l'ho fatto su tematiche, diciamo, finanziarie a Torino, su un grosso produttore di camion, e poi non ho continuato con i camion, ma ho continuato nel mondo, diciamo, finanziario. Le mie successive esperienze sono avvenute in clienti che producono beni di largo consumo, specialmente alimentari. Quindi ho lavorato ad esempio tantissimi anni nel più noto produttore di pasta italiano e quindi nel mondo. Ci ho lavorato per oltre 10 anni, non solo là, ma insomma li ho supportati inizialmente fino a luglio dell'anno scorso. Ho lavorato per grossissimi produttori di latte e per diciamo, produttore della crema spalmabile al cioccolato, di cui tutti siamo golosi, eccetera. Purtroppo non posso fare direttamente i nomi delle aziende. In tutte queste aziende mi sono occupato di tematiche di controllo di gestione. Il controllo di gestione cos'è? È diciamo quella funzione aziendale che si occupa di monitorare se l'azienda sta, diciamo in modo semplice, sta andando bene o male.
quindi di mettere in piedi tutta una serie di meccanismi di controllo e di governo per analizzare, anzi per darsi degli obiettivi, no? Quindi pensare a cosa voglio fare il prossimo anno, quindi voglio lanciare di nuovi prodotti, voglio entrare in un determinato mercato, voglio sbarcare in Cina, voglio cambiare la mia strategia commerciale, quindi darmi degli obiettivi e misurare se quegli obiettivi li sto raggiungendo o meno. Pensate che queste multinazionali vendono migliaia di prodotti a decine di migliaia o centinaia di migliaia di clienti, magari sono presenti in 100 paesi nel mondo. C'è la necessità di capire dove destinare più investimenti, dove bisogna fare delle azioni correttive, dove bisogna fare degli interventi per assumere persone, dove c'è un surplus di personale, quindi bisogna spostarlo, eccetera. Il controllo di gestione è appunto quella funzione che mette in opera tutti questi meccanismi e fornisce poi al management aziendale, quindi al consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, ai vari direttori, fornisce tutte queste informazioni per poter prendere delle decisioni. Il mio compito in questi anni è stato quello di costruire appunto dei modelli di controllo di gestione che aiutino queste aziende ad essere molto più puntuali e accurati nel fare queste valutazioni. Per fare un esempio molto pratico, la mia, diciamo, sotto specializzazione è quella del costo del prodotto, no? Può sembrare strano, ma andare a calcolare quanto costa un pacco di pasta che esce da uno stabilimento non è affatto semplice, no? Cioè hai uno stabilimento, hai un forno che è lungo 120 metri e tu devi sapere quanto ti è costato il singolo pacchetto di pasta per capire se ci guadagni o ci perdi o a che prezzo lo devi vendere. Fare quel calcolo è ovviamente una roba complicatissima, ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, 3 anni per costruire il modello concettuale e per realizzare un sistema informativo, un sistema informatico per fare quel tipo di calcolo. In questi giorni sto facendo un progetto simile per, diciamo, un noto produttore di pneumatici italiano, perché loro non hanno idea di quanto gli costa produrre una singola gomma. No? Può sembrare strano, quando vedevo questa azienda dal di fuori dicevo, vabbè, saranno l'azienda più figa del mondo, poi ci abbiamo guardato un po' dentro e loro hanno una vaga idea di quanto costa produrre tutte le gomme assieme, ma quanto costa produrre la gomma per la Ferrari o quella per la Punto non ne hanno assolutamente idea. Quindi ci hanno chiamato per fare, si dice, un assessment, quindi un piccolissimo progetto di alcune settimane nelle quali capiamo quali sono i problemi. Come diciamo risultato di queste settimane forniamo appunto la lista dei problemi e quella che per noi è la soluzione, i tempi poi per andare a implementare queste soluzioni. Probabilmente ci vorrà dall'1 anno e mezzo ai 2 anni per mettere quelle cose a posto e poi speriamo che ci venga commissionato il progetto in cui appunto realizzare tutto quello che finora abbiamo soltanto immaginato. In questo momento ho un duplice ruolo, ovvero per tante aziende mi occupo di concepire, vendere, gestire dei progetti in ambito di controllo di gestione come quelli che vi ho appena raccontato. Per l'altra mia metà del tempo, forse anche di più, faccio il ruolo che si chiama di Client Account Leader, ovvero mi occupo di gestire la relazione con uno dei nostri clienti più importanti. Quindi gestire la relazione significa aiutare questo cliente a trovare delle soluzioni tramite i servizi di Accenture, no? Quindi ovviamente il mio obiettivo è aiutare il cliente, ma anche fare del business per la
la mia azienda, no? Quindi ho degli obiettivi che sono ovviamente di trovare delle soluzioni che aiutino il cliente, ma quello di vendere e sviluppare delle nuove iniziative progettuali. È un ruolo che trovo estremamente affascinante perché in qualche modo mi mette nelle condizioni di fare un po' l'imprenditore pur essendo un dipendente. L'imprenditore perché? Perché ho la libertà, non dico assoluta, ma insomma ho ampia libertà nel promuovere dei servizi e di costruirmi una squadra che mi aiuta appunto nel fornire questi servizi all'azienda. In questo momento, ad esempio, siamo circa 600 persone che lavoriamo per questo cliente e il mio compito è quello di ascoltare quelle che sono le esigenze del cliente, girarmi all'interno di Accenture, capire chi all'interno di Accenture ha le competenze per rispondere a ciascuno dei vari problemi o opportunità o sfide che ci vengono prospettate e portare il meglio che Accenture può portare in modo appunto da poter insomma candidarci per risolvere quel problema. Ovviamente noi come attitudine di lavoro cerchiamo di lavorare in partnership, no? Quindi di diciamo proporci come il consulente che proprio fa una consulenza, cioè quindi che dà dei consigli al cliente. Molte volte invece veniamo ingaggiati tramite diciamo così, gare d'appalto, quindi fanno delle richieste a tante società e noi in modo formale rispondiamo con la nostra proposta. Quindi diciamo è un mix tra attitudine commerciale, quindi cercare di fornire dei servizi con la giusta qualità e il giusto prezzo, piuttosto che creare una relazione per riuscire a farsi assegnare dei progetti semplicemente perché ha instaurato diciamo della fiducia e quindi indipendentemente dal prezzo al quale vendi le cose eccetera vogliono comprare le attività da te perché pensano che tu sia la persona più giusta o l'azienda più giusta per fornire quel tipo di servizio. Quindi questo impegno è abbastanza complicato, insomma, che prima dovete fare analisi prima del suo progetto, per esempio come vennane questo dessa scopertone del gomma, è l'azienda che le scrive canto ne te devono tipo vi guadagnata e in satiro magari potete perdere e così via, quindi voi dovete fare fino a una ricerca di tutto questo dato, che non è una cosa che metta semplice, insomma. Allora, sì, quello che facciamo è, come dire, quasi più metodologico, no? Nel senso che può sembrare strano, ma poi quanto effettivamente costa una gomma, come una romale, non mi foto in nulla, no? Nel senso che il mio obiettivo non è fargli io il calcolo del costo della gomma, ma il nostro obiettivo è costruire il modo col quale bisogna fare quel tipo di calcolo. Adesso poi la stiamo banalizzando tanto parlando di un calcolo, no? Perché non è soltanto un impostare in un foglio Excel le formulette per fare il calcolo, ma è magari mettere d'accordo una organizzazione di centinaia o migliaia di persone che in qualche modo contribuisce a determinare il costo di un copertone, e quindi devi costruire tutto sia il modello di calcolo ma anche un processo di raccolta delle informazioni per arrivare a costruire quel risultato. Quindi noi li aiutiamo a definire come devono fare le cose, quindi progettiamo come devono fare le cose, ma poi il calcolo in sé è l'ultima delle robe che non lo lasciamo fare loro. Ecco, poi saranno loro che una volta che le nostre soluzioni sono
sono rilasciati a loro in gestione, ovviamente le persone della funzione del controllo di gestione si occuperanno di fare quelle attività. Questo presuppone progettualità non indifferente, binas ideas innovativas, asiate sa tecnologia, ma bina sa progettualitate, che volete impossessare pure questa materia, cioè ti devi occupare di pasta, per esempio, ti devi impossessare di questa materia e poi ti devi impossessare di questa materia di un'altra industria che io più o meno conosco, che le sono l'industria in un bel travaglio, possa scala travagliato, che sono industrie meta complesse, come su video abbiamo visto su questa de Staples, che poi è Mondo Office e così via, che commercializza in tutto il mondo prodotti che hanno adesso il mobile, la cancelleria, eccetera, eccetera. Ecco, come tacchite voi a diventare espertos di tutte queste materie? Allora, si fa con l'esperienza, no? Cioè con l'esperienza che via via fai dagli altri clienti, no? Ti faccio un esempio. Quello che principalmente i nostri clienti ci chiedono è: ma cosa fanno gli altri? Cioè, uno dei motivi per i quali vengono chiamate le società di consulenza non è per il fatto che chiamano Luciano Farina, che è nato con la scienza infusa, no? Ma perché sanno che un loro dipendente magari ha lavorato per 30 anni nella stessa azienda e quindi l'unico modo di lavorare, l'unico modo di fare le cose che ha visto e conosciuto è quello che ha visto nella sua azienda, no? Nel momento in cui chiamano una società di consulenza, sanno che chiamano delle persone che hanno visto tantissime aziende, no? Io in questi 15 anni, io contati prima, mi sembra di aver fatto progetti in 54 diverse aziende, no? E quindi è difficile che una persona nel corso di una carriera cambi 54 lavori diversi, no? E in più siamo inseriti all'interno di un network, quindi all'interno di Accenture abbiamo facile accesso nello scambiarci delle informazioni. Quindi se io vado a fare un progetto per i copertoni a Milano, la prima cosa che ho fatto cos'è? Ho mandato un po' di mail a dei colleghi che sapevo che più o meno avevano lavorato, non dico nell'azienda dei copertoni, ma nell'azienda dell'industria del processo della gomma o in industrie simili, e gli ho detto: senti, ma mi spieghi in 2 ore lì come fanno? E quindi ti fai un'idea, nel momento in cui ti fai un'idea di 5 altre aziende simili, come lavorano, ci metti un po' di buon senso tuo, è facile, vuol dire, proporre un qualcosa che sia migliorativo rispetto a quello che fanno già loro, no? Quindi la competenza tendenzialmente non la studiamo sui libri, ma la studiamo osservando quello che fanno tutti gli altri. Anzi, molto spesso delle cose che ci chiedono è quello di fare, si dice in gergo, dei benchmark, cioè delle comparazioni nel come l'azienda opera rispetto a un paniere di loro concorrenti, no? Quindi molto spesso abbiamo degli strumenti tramite i quali facciamo delle interviste o delle rilevazioni qualitative e poi forniamo un posizionamento rispetto alla media delle aziende, diciamo simili, no? E quindi sulla base di quello capisci quali sono le aree più critiche. Cioè, molto spesso i nostri clienti ci chiamano, faccio un esempio nell'ambito che conosco meglio, che è quello della finanza, e ci dicono: guardate, abbiamo un problema non ci quadra il bilancio, no? Facciamo tutti i calcoli, alla fine non ci quadra, no? Come facciamo? Oppure ci chiamano e ci dicono: ma abbiamo il sospetto che noi spendiamo troppo nella gestione della nostra amministrazione, no? Quindi quello che facciamo è rileviamo dei dati, li compariamo con quello che fanno gli altri sul mercato e capiamo quindi, o individuiamo
preliminarmente quali sono le aree sulle quali puoi andare a investigare maggiormente. Quindi, diciamo, nel nostro lavoro facciamo delle attività più strategiche nel quale magari diamo dei consigli su quali sono le aree nelle quali ci sono dei problemi e quali sono, diciamo, le soluzioni che intravediamo, quindi un lavoro tendenzialmente strategico. Poi facciamo dei lavori più che chiamiamo consulenziali o trasformativi, nei quali li aiutiamo a modificare il modo col quale fanno le cose per migliorarlo. Poi abbiamo una componente tecnologica che di fatto è il nostro core business, attraverso la quale forniamo delle soluzioni informatiche. Adesso è difficile, o meglio, da esterno, prima che io iniziassi a fare questo lavoro, non avevo idea della complessità dei sistemi informativi delle aziende, delle grosse aziende. Ma per dire, l'azienda che fa la crema al cioccolato, ci sono circa 1 migliaio di persone che lavorano per tenere in piedi i sistemi informativi. Quindi immaginate 1.000 persone dedicate a fare quello, un numero incredibile che comunque dà un'indicazione della complessità che c'è dietro. Poi un altro mestiere che facciamo è quello di gestire in modo permanente delle funzioni aziendali che l'azienda ritiene essere non del proprio core business e quindi decide di esternalizzarle e di darle a noi. Faccio un esempio: alcune delle funzioni aziendali, ad esempio la parte più amministrativa, sono ormai delle funzioni le quali con l'avvento delle ultime tecnologie si sono depauperate della necessità di avere degli skill diciamo contabili di un certo livello. Cioè, mentre 30 anni fa, 20 anni fa, la contabilità doveva gestirla veramente un laureato in economia con una, diciamo, professionalità molto alta, adesso si riesce a fare esattamente le stesse cose o anche molto di più, tenendo una piccola fetta di persone ad altissima professionalità e un'altra parte, diciamo, con potenzialmente una professionalità più bassa. Le aziende cosa hanno deciso di fare quindi? Di tenersi in casa le figure di livello più alto e di dare in gestione ad aziende come la nostra la fetta di attività più bassa. Noi quelle attività, diciamo, le abbiamo prese e molto spesso le abbiamo completamente robotizzate, ok? Quindi abbiamo fatto in modo che non siano più, diciamo, delle persone a eseguire delle attività manuali, ma che siano delle macchine. E quindi proprio il racconto che abbiamo fatto alle aziende nel proporre questo è stato, ad esempio, tu tieniti tutte le tue persone, no? E invece di utilizzarne una parte per fare delle attività a poco valore aggiunto, tu destinale a delle attività magari più strategiche, più di pensiero, eccetera, e noi con delle soluzioni, diciamo, di robotica evitiamo di sprecare delle risorse magari qualificate per fare quel tipo di attività. E questi lavori tendenzialmente sono dei lavori non di consulenza, quindi non sono dei lavori che durano pochi mesi, ma sono dei servizi continuativi che forniamo per anni e anni. Luciano, secondo te è un mondo che mette da noi manco ischi che esista, cioè in metta è su un immaginario collettivo, insomma, questa crema cioccolata che è nato prima, che bilano in donzi d'uomo che in buttino so spanino da sorpizzino, so vesta due colori, e mentre nella cugliera la palitedda into sul botto e poi le imbrastiano su panini, insomma, e su pane. E come te l'immagina saziente questa industria? E l'immagina come un locco in un mischia una cosa e poi la spona che ne sa crema, insomma, poi
che la pone dentro sul botteggio e va qualcuno che risponde sul telefono, ponare voi scantano le chirite, poi ne mandiamo tanto, eccetera, eccetera, poi arrivano so scommesso chi la commercializza. Invece abbiamo scoperto che batta 1000 persone che si occupano, non stanno neanche ne crema, si occupano della commercializzazione, della presentazione del prodotto e in più non bisogna usare 1000 persone, ma in più bisogna essere voi che è il delegato a lo scompito gallo più complesso. Un mondo quindi che in meta non conosciamo, che non pensiamo nemmeno che esista. Cioè, è come scopriamo che un'azienda che è esausta, che certo non si occupa solo della crema cioccolata, ma si occupa di altre imprese più importanti, sono che in Bicchenta se passa a mizza persone che vi lavorano e commentano tutto ed è che 7 mizza solo in Italia. Quindi siamo scoprendo veramente un mondo che non è evidente. Cioè, noi è chiaro, noi siamo talmente abituati a vedere questa televisione plena dei politici, dei aulaglios, insomma, dei subretti, eccetera, eccetera, e poi tutto questo mondo su quale tu hai che parte non ha su merito che deve dare. Poi di questa cosa ne siete consapevole che non bisogna riconoscere sul ruolo a livello del pubblico spicciola musannare non bisogna riconoscere questo ruolo. Rispondo prima al primo pezzo della tua osservazione. Dietro queste aziende c'è una complessità che è folle, no? Io non l'avrei mai pensato ovviamente prima di iniziare a lavorare e quindi rendermene conto. C'è una complessità che va molto oltre quello che è la produzione del prodotto, no? Adesso non c'ho in mente per insomma l'azienda dell'esempio, ma c'ho in mente per l'azienda della pasta che il mondo ha, che conosco benissimo ormai come le mie tasche, che ha circa 8.000 dipendenti al mondo, nel più grande pastificio al mondo che hanno loro, che è a Parma, proprio nella produzione ci lavorano 200-300 persone, no? Quindi rispetto alle 8.000 la produzione non è nulla, cioè io le fabbriche le ho girate abbastanza proprio col tema del costo del prodotto, no? Ma produzione della pasta ci sono dei forni che sono lunghi veramente un centinaio di metri e ci lavora una persona, no? Una persona per una linea che produce 5-6 tonnellate di pasta all'ora, no? Poi c'è la linea di confezione, quindi confezionatrice, che inizialmente impacchetta quelle 5-7 tonnellate di pasta all'ora e ci lavora un'altra persona, no? Quindi la componente produttiva è paradossalmente minimale rispetto a tutto il resto dell'ecosistema che serve per portare diciamo, i prodotti sulle nostre tavole. Ma io adesso parlo del mondo dei beni di largo consumo perché lo conosco meglio, ma poi il mondo dell'automotive probabilmente è uguale, eccetera. Io dico sempre questo: a volte è paradossale quello che sto per dire, ma mi meraviglio come per la complessità che c'è dietro certi prodotti che noi compriamo al supermercato costino così poco, perché c'è una complessità dietro che veramente è sconvolgente, non l'avrei mai pensato. So che è paradossale, anche forte, no? quello che dico. Il fatto che non ci venga riconosciuto, vabbè, diciamo, l'azienda, cioè le aziende di consulenza appunto fanno un lavoro che è più dietro le quinte, no? Non fornendo dei prodotti o dei servizi direttamente al pubblico, ma fornendo dei servizi alle aziende. È evidente che siamo più disintermediati come, diciamo, come riconoscibilità rispetto a chi magari lavora direttamente, che ne so, alla Ferrari, dice lavoro in Ferrari, tutti la conoscono. Un'azienda come Accenture è molto meno riconosciuta. Io devo dire che sono felicissimo di fare questo lavoro, è un lavoro che mi piace tantissimo e spero di, come dire,
di riuscire ad avere la forza di continuare a farlo ancora in futuro. Molto spesso è un lavoro, si dice, per gente giovane, perché è un lavoro che ti richiede sicuramente una mente molto, molto fresca e poi di fare tante rinunce. Tante rinunce nel senso, come dicevo prima, c'è un tema degli orari, veramente lavoriamo senza guardare l'orologio. La mia fidanzata, anzi mancata moglie, che lei lavora in Accenture e qui davanti a me non sta ancora lavorando, ha iniziato stamattina alle 8:30 e abbiamo entrambi saltato il pranzo, no? Quindi è un lavoro che richiede tantissimo, che ti porta a viaggiare tanto. Io nei primi 13-14 anni, diciamo, i primi 13 anni di lavoro, ho fatto una media di 200 notti l'anno in albergo. Fatevi un conto di cosa vuol dire. Cioè, praticamente io non ho mai dormito a casa nei primi anni. La scorsa estate l'ho fatta, diciamo, da luglio ad ottobre, ad andare tutte le settimane in Sudafrica, no? Quindi partendo la domenica sera, ritornando a Milano il venerdì mattina per fare una riunione a Milano di venerdì e la domenica sera ripartivo. Quindi è un lavoro che ti richiede tanto, però lo ritengo bellissimo anche per l'ambiente che si respira all'interno dell'azienda. Cioè, quando io vado all'interno delle aziende nostre clienti, comunque ti trovi a lavorare con gente di una certa età, che lavora lì da 40 anni, che ha visto solo quello. I miei colleghi mediamente sono tutte le persone molto giovani, molto molto giovani. Faccio un esempio sempre che abbiamo un'applicazione interna che ti dice, oltre a quanti dipendenti ci sono, quanti ne sono stati assunti dopo di te. Cioè, quindi io so, che l'ho scoperto stamattina, che il 96% del 500.000 di persone che siamo è stato assunto dopo di me. Quindi io sono nel 4% più vecchio dell'azienda. No? Adesso io non sono di primo pelo, però non ho nemmeno compiuto 40 anni, no? Quindi a 40 anni sono già nel 4% più vecchio. Quindi è oggettivamente un bellissimo ambiente fatto di gente giovane, quindi gente che in media sta tra i 25 e i 35 anni, con i quali è veramente un piacere lavorare. Lucia, quindi questo caso di narrare, in questo caso tirando in balla perché do bannino, noi schiamo, cioè noi schiamo che esistia questo mondo, noi schiamo che questo mondo è importante. Mi rifero a quando invece sono nascita la prima cooperativa e che poi da in quel che è vestito giudizio del bruiato che è cooperativa. Qual è il problema è che le trasparenti e così via hanno formato una cooperativa di chi si occupata di lavorare e chi si occupata di cercare la relazione, la comunicazione, piazzare il prodotto, buscare altri o compratore oppure altri clienti, trattare di mastro del muro e così via. Però l'immaginario collettivo di Saida e dei soschini su giro questa cooperativa cosa non fa chiara nulla. Soschini travagliano e su ponteggio oppure soschini morghenne da servecche che hanno sulate a sa cooperativa cosa si travagliano soschini occupanne della commercializzazione, della relazione e così via, non fa che ne nulla. Cioè, evidentemente, a qualche cosa che noi schiamo su. Cioè, che se non è talmente importante, speriamo che cresca, che serva per una crescita culturale, che come potremmo andare che noi schimoso, come schimoso, che una cosa è la produzione che occupa un determinato numero di persone, ma poi va tutto un altro mondo, che su mondo non mettiamo vestue, che non crea disoccupazione, ma crea occupazione, cioè non esiste più occupazione sa catena di montaggio e solo sa produzione. Best in cui pure occupazione, ma mi se nanne appunto siamo scoprine
chi la tecnologia, la progettazione, la comunicazione, eccetera, eccetera, non crea disoccupazione, ma crea occupazione, occupazione appunto metta manna, visto che bisogna tutto questa sente che vi travaglia. Veramente, dai intervista che ho qualche cosa, che ho di conoscenza, che spero che non sa bene, insomma, ecco, cioè del resto ripassiamo a un panificio, invece di tanto del panificio, se non va nessuno che si occupa di lui, ma che scomporare, ecco, su pane te lo presentare, in modo che qualcuno la sappe, te lo buschete, qualcuno che l'inerete in un ve lo deve ponere su pane in modo tale che si possa bennere, e picchiamo pure esempio dessa questione del suo caso, no? Che intervenne tu appunto Briatore, che non deve essere a Rina Poacherosti a calischimo a persone chieste, però intanto le ha fatto un'operazione similare a sa chi poteva fare la dittatura, insomma, naturalmente probabilmente chi può spacca efficienza, ma comunque l'operazione è scusa, insomma, ecco. Quindi impariamo qualche cosa. La domanda però che ti chiedo anche scusa, come è su questa azienda tua che ti presenta binasà che in una prospettiva del carattere ambientale, del carattere per esempio su energia rinnovabile, su riduzione della CO2 e così via. Mi schinnare in un bel potete essere questo risultato da parte della azienda tua. Certo, ma esempio banale, no? Uno dei lavori che facciamo ad esempio è l'ottimizzazione dei trasporti, no? Quindi tu immaginati un'azienda che produce, non lo so, in Italia e poi deve mandare i prodotti in Sardegna, ma si scopre che per mandarli in Sardegna li deve far passare dal polo che hanno a Bari, no? Perché? Perché per come hanno costruito il loro, si chiama network logistico, quindi i loro flussi di scambio, i loro siti distributivi, eccetera, l'unico modo o il percepito unico modo che hanno di far arrivare la roba in Sardegna è farla passare da Bari, no? Ovviamente è un esempio. Quindi uno dei lavori che facciamo è quello di aiutarli a capire qual è un diverso assetto dei magazzini, identificare dei nuovi modi per riuscire a raggiungere la Sardegna senza passare da Bari. Adesso è un esempio banalissimo, però è lampante di quello poi si traduca in un abbattimento della CO2. Diciamo che in generale l'ottimizzazione dei processi aziendali, quindi trovare dei modi più facili, più efficienti dell'esecuzione, poi ha delle ricadute dirette anche solo sull'ambiente. Diciamo, è un ambito del quale io personalmente non mi occupo, però facciamo tantissimi progetti anche di quel tipo. Per esempio, voi occupate se viene a rendere sposto del lavoro inclusivo, commente sul termine esatto e scusi. Allora, cioè, bellissima domanda, stupenda, non preparata. Accenture diciamo, è un po' di anni che investe tantissimo, investe in comunicazione, investe in formazione interna per favorire al più diciamo, l'inclusione delle, tra virgolette, percepite minoranze all'interno dei propri gruppi di lavoro, dove per minoranze
l'accezione è da intendere come qualsiasi, diciamo, differenza che tra noi possiamo avere per provenienza geografica regionale, per sesso, per preferenze sessuali, per razza, per credenze religiose, eccetera. E veramente c'è una maniacale osservanza al rispetto delle persone e al rispetto e diciamo, al favorire dell'inclusività all'interno dei team di lavoro. È uscita, credo, la settimana scorsa una campagna lanciata dal nostro amministratore delegato mondiale, che è una donna considerata una delle 15 donne più potenti al mondo, che in seguito a tutti i fatti, diciamo, legati all'uccisione di Floyd negli Stati Uniti ha appunto ribadito come all'interno di Accenture non sono tollerati, diciamo, discriminazioni razziali, eccetera. Ed è un qualcosa, devo dire, che a forza di ricevere una educazione, devo dire che il nostro modo di porci rispetto ai colleghi che magari hanno appunto semplicemente un modo diverso di pensare e di essere rispetto a noi è tanto cambiato. E su questo, ad esempio, mi è stato veramente tanto utile fare i corsi di formazione che facciamo essenzialmente tutti gli anni in un centro che abbiamo vicino a Chicago, nella quale vieni catapultato in una realtà internazionale con persone che vengono da tutto il mondo, no? E quindi ti trovi a dover passare una settimana con magari un ragazzo che ha il turbante in testa o una ragazza vestita col vestito tradizionale indiano. E se anni prima avrei avuto da irridere o da far battute sopra, il modo col quale Accenture ha gestito questi aspetti veramente mi hanno portato non dico a ricredere, ma a considerare in modo ulteriormente attento tutti gli aspetti legati all'inclusione e alle differenze tra le persone. Inclusione pure adesso scana perché abbiamo insufficienza fisica, a questo che accento, scusa, io non riesco a pronunziare in inglese, a sabato occupazione pure cioè cosa che chiamiamo supportatore di handicap e così, insomma, non fa che nessuna differenza su tipo di... Il nostro strumento di lavoro è il computer, quindi è veramente ininfluente, e il Covid l'ha dimostrato anche, no? Quello del dover uscire di casa. Noi abbiamo da febbraio che tutti noi lavoriamo da casa, quindi diciamo l'eventuale portatore di handicap, se impossibilitato ad uscire da casa, può fare benissimo il lavoro da casa. Ci sono tecnologie che consentono di dettare e il computer, diciamo, scrive, quindi veramente non è ostativo per fare un tipo di lavoro come questo. E cosa pure questo incarico è brand ambassador, cioè ti è capitato di fare che escurso? Sì, allora questa è una cosa del quale vado molto orgoglioso. Alcuni anni fa sono stato scelto dall'azienda insieme ad altri, siamo diciamo in Italia una 50, credo, e ci chiamiamo brand ambassador, cioè siamo ambasciatori del nome dell'azienda e promuoviamo l'azienda soprattutto in tutti quegli eventi nei quali vogliamo entrare in contatto con potenziali nuovi assunti. Accenture o in genere le società di consulenza, Accenture in particolare perché è la più grande, è diciamo un catalizzatore tipico
per i neolaureati, no? Quindi molto spesso, diciamo, i neolaureati come primo impiego vanno a lavorare neolaureati ovviamente in discipline o ingegneristiche o economiche, vanno a lavorare presso aziende di consulenza. Per dare un numero, l'anno scorso Accenture ha assunto 4.200 persone, quindi immaginate quale sforzo comunque ci vuole per selezionare 4.200 persone. Normalmente viene assunto tra il 10 e il 20% delle persone con cui viene fatto un colloquio, quindi vuol dire che in media avremmo fatto colloqui a, non so, sparo un numero, 30.000 persone, no? Quindi c'è dietro una macchina organizzativa incredibile. Quello che mi è stato chiesto a me è di aiutare l'azienda andando nelle università a raccontare quello che fa Accenture e per quali buoni motivi, soprattutto facendo, diciamo, utilizzando la mia esperienza, sarebbe una buona scelta lavorare in Accenture. Devo dire che il mondo del mercato del lavoro, adesso parlo soprattutto per il nord Italia, poi non so, conosco meno magari il mercato in Sardegna, però diciamo che ha avuto un'inversione di paradigma rispetto a quando mi sono laureato io, ovvero se 15 anni fa era più il candidato, quindi il Luciano neolaureato che lottava per entrare in azienda e quindi per avere un posto di lavoro, adesso proprio per come è cambiata la cultura delle nuove generazioni, che sono molto meno carrieriste, più attente si chiama il work-life balance, quindi al bilanciamento tra la vita professionale e la vita privata, è quasi più, diciamo, un compito dell'azienda quella di convincere queste persone ad entrare a lavorare per noi, no? Ovviamente questo non significa che il posto di lavoro viene regalato a tutte, ma è fondamentale quello di raccontare al meglio e mettere in evidenza ovviamente quali sono tutte le opportunità che si possono avere per convincere i neolaureati a venire a lavorare in aziende come la nostra, no? Quindi vado spesso nelle università, tengo a volte anche dei corsi universitari sulla leadership, quindi su come, diciamo, costruirsi una riconoscibilità e un ruolo da leader all'interno di un gruppo di lavoro, è qualcosa dalla quale vado, insomma, anche orgoglioso e la trovo, insomma, molto, molto divertente. Dunque di una scommessa questa ostra due domande. Batto una misurazione dell'efficienza personale e che poi si trasforma in efficienza aziendale, e poi quant'è componente sperimentale, cioè la gana di sperimentare progetto nuovo, che voi non fa chitter mai la chitter per un certo numero di mesi o di anni, una vaina musannare e poi ne occupate subito di un'altra e siete costrinti, insomma, a diventare mere ed ecusate la situazione. Ecco, quanto conta la gana di hacker e di sperimentare in questi mestieri e sì, del suo risultato esiste una misurazione interna all'azienda e una misurazione nostra personale? Allora, assolutamente sì. Rispondo prima sulla misurazione. Per dirti, proprio in questi giorni stiamo completando il processo di valutazione delle persone, cioè tutti gli anni, diciamo, tutti i manager delle varie aree dell'azienda si riuniscono per esprimere una valutazione sull'operato delle persone che hanno lavorato con noi e quindi diciamo decidere chi deve ricevere una promozione, un aumento di stipendio, eccetera. Ed è un processo difficilissimo, è una delle cose più difficili che facciamo. L'altro giorno abbiamo iniziato alle 9 del mattino e finito
alle 2:30 di notte, no? Perché abbiamo dovuto valutare circa 250 persone, ragionando su appunto chi ha dato di più, chi ha dato di meno, chi ha fatto meglio per un motivo, chi potrebbe far meglio, ma siamo stati noi manager a non metterlo nelle condizioni di fare bene, e quindi cercare di dare delle valutazioni quanto più oggettive. Quindi è un processo estremamente serio, quello si chiama del performance management, quindi della valutazione delle persone che facciamo, e ovviamente anch'io ne rientro a far parte, poi da parte dei miei capi, che facciamo con estrema accuratezza, e valutiamo tanti aspetti, cioè valutiamo sia, diciamo, li chiamiamogli hard skill, quindi le competenze nel saper fare qualcosa, quindi quanto è competente quella persona in una determinata area e quanto ha fatto bene nel fornire quel tipo di consulenza al cliente, ma valutiamo anche quelli che si chiamano soft skill, ovvero quelle capacità di saper gestire delle situazioni. Cioè, molto spesso capita, faccio un esempio, che presentiamo un lavoro e veniamo attaccati, no? Cioè veniamo criticati non necessariamente perché la critica sul nostro lavoro, ma magari perché è un giocare di sponda e un direttore vuol farla pagare a un altro direttore che ci ha commissionato il lavoro, no? E quindi noi siamo nel mezzo, quindi molto spesso serve la capacità di riuscire a gestire delle situazioni che a volte sono anche molto complicate, oppure richieste del cliente che ti dice: guarda, io davvero ti avevo chiesto A, ma adesso ho cambiato idea, voglio B, mi devi fare B allo stesso prezzo. E quindi devi avere la capacità di trovare anche un compromesso tra come dire, far rispettare gli accordi presi, ma non pregiudicare la relazione, perché poi quella persona che oggi magari vuole un pezzetto di lavoro in più, domani sarà quello che comunque ti darà dell'altro lavoro, no? Quindi devi avere la capacità anche di valutare quando è il caso di, come dire, di lasciar correre, quando è il caso di essere più rigidi nelle posizioni, e valutiamo tutti questi aspetti. Al maturato tu, cioè, però anche so che se fa che ne tu e bicchierette maturazione delle capacità, una cultura di base che ti va a questo settore, che non è una cosa, cioè non è che sei andata a fare che resusceri e tennisco, uno arrivata in IE, lo scompito sono cursos, eccetera, eccetera, lo ripeti donzi die, viene a skinne lo hacker, che in attenzione e così via, però non è la stessa cosa, cioè di andare a sfidare donzi die eppure poi a separare un cammino difficile, che non è che tu ti sei reso conto dal base esas caratteristiche avviene un po' quello che un anno deve sfidare, deve inventare donzi die, che non è che l'hai scoperto questa cosa più o meno a calettate, dopo che ti sei diplomato, dopo che ti sei laureato? Allora, Bustello, intanto non ne farei una questione di un lavoro più difficile di un altro, no? Cioè tutti i lavori hanno le loro difficoltà, tutti i lavori ti richiedono di saper fare qualcosa in modo più eccellente rispetto ad altri, quindi non credo che questo lavoro necessariamente abbia delle caratteristiche che lo elevano rispetto agli altri. Ad esempio faccio un esempio, totalmente incapace di fare il medico, ma non perché non capisco nulla di medicina e non capisco nulla di medicina, ma perché per come sono fatto io avrei difficoltà a creare, ad esempio, un rapporto empatico con un paziente, no? Quindi ci sono delle cose che veramente io ammiro chi sa fare. Non credo su questo lavoro di essere, come dire, un predestinato, avere un'attitudine particolare. Penso di avere un po' di buone caratteristiche che mi hanno consentito di avere successo in questa azienda, no? Quindi di avere un buon mix tra capacità di instaurare delle
relazioni di fiducia, quindi di essere una persona onesta, che parla in modo chiaro, che mantiene la parola data, molto importante nel momento in cui tieni delle relazioni che durano 10 anni, in cui hai venduto progetti che valgono tanti milioni di euro, e quindi devi essere anche coerente nel promettere quello che poi effettivamente puoi dare, e dare quello che effettivamente hai promesso, per sperare di avere un lavoro anche la volta successiva. Le caratteristiche che servono appunto sono quelle dei diciamo capacità di saper leggere bene le situazioni, capacità di fare dei ragionamenti semplici e chiari, la grande complessità di cui parlavamo prima che c'è nelle aziende deve essere tradotta in esempi e concetti molto semplici, no? Quindi la capacità di riuscire ad astrarre una situazione complicata o un processo molto complicato individuando quelli che sono i 2 o 3 elementi veramente critici, è sicuramente una delle facoltà che servono. Ingegneria, come tu Bustiano mi insegni, sicuramente mi ha aiutato, no? L'ingegneria non è una scienza esatta, è una scienza approssimata. Quello che ti insegnano in ingegneria è quello di scomporre i problemi andando ad intercettare quali sono le 2 variabili che comportano l'80% del problema, e del 20% te ne freghi o ci pensi dopo, no? Quindi sicuramente ingegneria mi ha aiutato in quello, no? Perché il modo di affrontare i problemi di un ingegnere è quello. E poi tutto il resto l'ho imparato strada facendo. Certo, sul colore adesso il numero non conta, tu li ha che battono, le cale colore sì, sono numeri, insomma, questo è quello che si impara in ingegneria. Tu hai frequentato in bici sul liceo scientifico e insomma non pro chiedere e dare poi il merito del succata a questo liceo, comunque sia tu pure bene dai CUE e tanto adesso scappa intervistato bene dai CUE sul liceo. Insomma una valutazione in termini oggettivi è difficile da dare, ma in una valutazione in termini di numero è più facile da dare. Cioè, da un liceo, BST, uno che lavora su CERN, tu che lavora in Accento, uno che ha astrofisico, l'altro che è all'università del Lawrence, Stati Uniti, e così via di seguito. Assai amos andare tanta stelle da pizzicare a sa camisa del suo liceo. Tu te non narra come sul liceo attualmente sono un pacchetto in crisi e impostazione spesso che si li può dare per lo mantenere e per lo rendere appetibile. Ecco, pensiamo che sul liceo di Rizzi ti ha dato questo incarico a te, componente tu esamina la questione aziendale, immaginando il liceo come un'azienda, è un'esplorinata dei tesi di poter fare. Allora, io vedo i problemi che aveva il liceo all'epoca in cui l'ho frequentato io, problemi probabilmente anche come dire, smussati o ridotti, a mio avviso, anche dalla bravura del preside che c'era in quegli anni, che ci ha consentito di ottenere, secondo me, anche tanto più di quello che un piccolo liceo di provincia, probabilmente, facendo delle valutazioni banalmente sui numeri, meriterebbe, no? Quindi penso a corsi di musica, teatro, eccetera, eccetera. All'epoca mi ricordo il problema principale era nella estrema variabilità e incertezza dei professori che anno dopo anno avevi. Cioè c'era uno zoccolo duro di professori, diciamo, di Bitti o dintorni, che assicuravano comunque un'alta qualità
nell'insegnamento, no? Penso, vabbè, io appassionato di matematica, penso a Castelli, io ero la persona più felice del mondo ad avere lui, no? Quindi, però poi in tantissime altre materie cosa succedeva? Che il professore ti arrivava a dicembre o a gennaio e quindi siamo, parlo col plurale, in tanti cresciuti probabilmente con delle grosse lacune su tante materie. Quindi ovviamente non so come si possa risolvere questo problema, però credo che quello sia la pecca principale del liceo che ho frequentato, un liceo del quale non ho alcun rammarico. Credo che la formazione che mi ha dato il liceo sia stata ampiamente sufficiente per tutto quello che poi ho fatto in seguito. Non ho avuto problemi all'università, non ho avuto problemi nel mondo del lavoro, magari comparandomi alla formazione o alle opportunità che hanno avuto magari alcuni colleghi universitari che hanno fatto le scuole a Torino, a Milano, magari qualche mancanza c'è stata. L'altra cosa che raccomanderei è quello di cercare di connettere il più possibile il liceo con l'esterno. È un liceo di provincia, è vero, ma credo che abbia dei vantaggi fare il liceo sotto casa piuttosto che dover viaggiare, no? Perdere del tempo, investire delle risorse per andare, non so, a Nuoro, a Sassari a fare il liceo lo trovo superfluo, e quindi capitalizzerei l'opportunità di fare il liceo a Bitti. Sarebbe bello avere l'opportunità e adesso con le tecnologie che abbiamo, credo che sia anche molto facile, quello di connettersi con dei gruppi che possono essere, diciamo, di studio o siti in altre scuole, no? Quindi avere la possibilità di avere in modo strutturato e supportato dalla scuola degli scambi culturali, di idee, di progetti con le altre scuole, probabilmente potrebbe colmare eventuali gap che una scuola piccola ha rispetto a una scuola più grande. Certo, questo limite concordo pienamente, che non batte una classe insegnante sicura e stabile e arriva sul momento suo, è chiaro che va problema serio. Come concordo sul fatto che io in un liceo di una ida potete essere tranquillamente base di preparazione, quanto lo potete essere uno di una città teca. La differenza che esisteva prima, che hanno io fatto sul liceo, per me, per esempio, essere dai vizi e anche sul liceo in Olbia è stato determinante, che ha sbagliato, non visto un mondo globalizzato di oggi, è connesso come sto, è in esperienza diversa, non disco Italia poato, si può restare in vizi, sul liceo Gallo non viti, l'hanno posto 2 anni dopo o un anno dopo, non ho più in mente, ma è chiaro che su cambiare mi è servita qualche cosa, se no probabilmente oggi è pistato, tennisco, gli può essere stato maniale o poi è diventato mastro muro per catera cose del suo genere, probabilmente è stato determinante l'intuizione del babbo e della mamma dei miei mandare a studiare. Però oggi questo è superato, questo oggi siamo che non clicking, siamo sui satelliti su mondo, quindi abbiamo possibilità di scambiare, di non intendere, di contribuire fino a ragionare di tante cose, veramente tante cose. Ebbene, cerchiamo di arrivare a andare a saina di questa intervista di Mannaneti. Semplicemente che adesso il rapporto che ha come tu che in questa ida dai non per il movito, insomma, cioè se immaginario tuo canto ti capita di immaginare, di pensare, di connettere esa conca, insomma, in questo villaggio che come stiamo cercando di diventare elettronico. Vabbè, mentalmente ovviamente è un pensiero, come dire, quotidiano, no?
manco da 20 anni, però babbo e mamma vivono ancora Bitti. Ci torno poco, purtroppo, per diciamo, un motivo o per l'altro, magari torno una volta all'anno ed esco una volta ogni 2, no? Però insomma, quest'anno Giovinezza è già andata a Sasala, quindi di Natale. Però vabbè, diciamo che trovo molto divertente, quella volta ogni tanto che ho l'opportunità di rivedere degli amici così e passare una serata Seminneggio, lo trovo molto, molto divertente. Poi fondamentalmente ho perso gran parte dei rapporti, dei contatti, insomma non sono più aggiornato rispetto alle dinamiche poi del paese. Ascolta BTTV. No, sul tempo dell'ascoltare, No, ma già l'ascolto. Bine ați propus cum a prossima intervista inveniente, può usare mento su usardo, a essere a uno che dai visti manca da canna a 6 anni, un uizzo di Mamaseggia, fiorentino sinarata, e anche tu un mestiere andiamo si può chiamare mestieri che hai qualche cosa di prusu sia su suo chi è metta simile a su tu e seppure si è occupata de relazioni internazionali che in tutto il mondo che interviene per esempio in zona in via di sviluppo ma viene di zona sviluppata a mettere relazioni per esempio a mettere relazioni con la Russia già da età e poi chissà Unione Sovietica de comunque sta in Guatemala e si occupa sempre di un settore che seppur essere intermediazione di aziende metamanna però è diverso adesso che a questo qua io sono impresa che entrano direttamente in appalto cioè e quindi un'altra esperienza molto importante questa pure ad arricchire meta penso da nostra insomma che l'idea del BCTV e della H crescere proprio in questo ischire chi non ha bacchire di bannino cioè noi dobbiamo ischire se queremos che Zaida cresca e che Zaida apata capacità della deve ischire casi uno non ischiti non resessi manca facchere cioè è una cosa non ischiti chi si può facchere non resessi manco alla hackere ecco questa idea è un concetto meta complesso quindi a meta così da leggere sul libro del Baccheri Bannino è intitolato Noi non sapevamo e noi schiamo in sardo a 2 titoli però affronta questo concetto veramente in maniera semplice facile da comprendere magari io che su questo non so resistere all'hacker comprendere Lucia te caglionare siamo 1 ora e quarto quindi un cavolo a gaita potremmo stancare non che nos arrecamo da si tratta del romanzesu e non giriamo su prima che noi briane che abbiamo girato a stardo cioè dalle Iasese in domutua una brulla cioè tanto per narrare grazie mille Bustiano e grazie mille a tutti per l'attenzione sicuramente nos ha fatto un meta piacere perché sono cose abbiamo imparato tante cose da questa intervista abbiamo imparato chi battamunnos chi non riusciamo manca a immaginare insomma pensare che un'azienda che è tua va a Kimbe che è mizza persona è solo che 7 mizza in Italia cioè questo non viene a lavagna nostra lo abbiamo raggiunto a Scomo abbiamo raggiunto a lavagna io che in innanzi abbiamo raggiunto che batta Kimbe che è mizza persone schiacchiere su che serve che ne tue noi spacco questa conoscenza siamo crescenne grazie a te pure ciao a tutti grazie ciao resta un attimo in linea che attacco la diretta